Sì, il piano di dimensionamento scolastico è un atto fondamentale di programmazione e risponde anche alle nostre dichiarazioni programmatiche, cioè garantire il diritto allo studio a tutti. Noi sappiamo che la nostra regione è una regione vasta, 24.000 km quadri, ha una densità di 63 abitanti per chilometro quadro, quindi è difficile razionalizzare. Però siccome il diritto è garantito dall'articolo 34 della Costituzione, abbiamo cercato intanto di non chiudere niente, quello che io ho sempre dichiarato di mantenere in vita tutti i punti di erogazione, tutte le autonomie, anche nei paesi dove è più difficile per il numero di ragazzi, con un lavoro certosino siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Un risultato che è frutto anche delle conferenze provinciali, le cui risultanze io ho voluto sempre seguire nel 90% dei casi perché gli enti locali la loro volontà vanno rispettate, ma soprattutto ho cercato di fare delle linee guida che consentissero soprattutto di evitare quella dispersione di cui la Sardegna è capolista. Noi abbiamo un 23% di dispersione scolastica che va arginata. Come? Uno dei metodi è quello di garantire punti di erogazione anche nei paesi più sperduti o comunque mettere in condizione i ragazzi di poter frequentare facendogli fare dei viaggi meno lunghi e più brevi possibili. Quello di fare il Tour de France delle mattine, fare in modo che i ragazzi si debbano alzare 2 ore prima e tornare 2 ore dopo a casa è uno dei fattori per cui ci si abbandona. I nostri bambini che sono contenitori pronti a ricevere insegnamenti che si porteranno per tutta la vita vanno tutelati e gli va garantito a tutti, anche quelli del paese più sperduto, un diritto di andare a scuola in allegria, in strutture degne di essere chiamate scuole, e questa è un'altra nostra sfida che noi lanceremo e che cercheremo di realizzare. Abbiamo dato l'autonomia alle scuole di Capoterra, che era una loro rivendicazione storica, non so da quanto tempo, ma credo almeno là di aver fatto la gente contenta e di aver fatto soprattutto il mio dovere, quindi spero che anche questo venga riconosciuto come una sensibilità di questo assessorato, di questo assessore, verso le istanze legittime che vengono dalle città, dai paesi e da tutti quelli che vogliono contribuire assieme a me a rendere una scuola diversa. Il compito nostro non è ripetere in maniera perpetua quello che hanno fatto gli altri, ma cercare di fare qualcosa di nuovo che sia migliore e che metta in condizione i nostri ragazzi di andare avanti e di raggiungere i gradi più alti dello studio.